Però ci sono, accanto allo sviluppo delle destinazioni domestiche, altre due direttrici che sono destinazioni internazionali, per esempio con i paesi dell'est, e poi qualche volo intercontinentale. E al primo posto di queste destinazioni intercontinentali c'è sicuramente Shanghai. Ecco, Beh, l'abbiamo già visto in passato, siamo andati a cercarci le compagnie di destinazione e abbiamo avviato dei voli di successo: New York, Philadelphia, Atlanta e da ultimo Dubai. Dei voli che hanno dimostrato dopo i primi anni la sostenibilità del traffico, e quindi hanno dimostrato che a Venezia c'è un bacino di traffico importante, che c'è la possibilità di avere voli intercontinentali diretti. Quest'anno ne apriremo uno nuovo, quest'estate, Toronto-Montreal, e mi auguro, ripeto, che l'anno prossimo avremo Shanghai. A me ha fatto piacere che il presidente Colaninno abbia dato atto che l'aeroporto di Venezia oggi è un benchmark a livello nazionale e non solo. Abbiamo un aeroporto bellissimo che molti ci invidiano, non solo a livello nazionale ma internazionale, e quindi abbiamo tutte le premesse per sviluppare una grande rete di collegamenti e di traffico. Naturalmente noi abbiamo tutti i piani nel cassetto pronti per sviluppare l'aeroporto in coerenza con l'aumento del traffico e delle destinazioni.